Consorzio Universitario di Agrigento, nuovi corsi, una bella notizia soprattutto per gli studenti, il lavoro fatto premia. Sì, grazie ad un incessante lavoro svolto dal Consiglio d'amministrazione con in testa il professore Busetta nella qualità di Presidente, finalmente oggi possiamo raccogliere i primi frutti. Noi abbiamo lavorato su due fronti fondamentalmente, uno il risanamento delle casse del Consorzio Universitario, per cui abbiamo allineato tutti gli strumenti finanziari e chiudendo in attivo. E sull'altro fronte abbiamo lavorato per far sì che ad Agrigento ritornassero diversi corsi di laurea. In questi mesi, grazie a delle interlocuzioni con il rettore Micali, siamo riusciti finalmente ad arrivare ad una conclusione, ovvero quella della riapertura ad Agrigento dal prossimo anno accademico di ben 4 corsi di laurea con l'Università di Palermo, ovvero giurisprudenza, architettura, economia e scienza dell'educazione. Questo però grazie ad una nuova norma regionale elaborata dal vicepresidente Lagalla e dall'assessore Armao, che consente ai consorzi universitari e alle università di avere certezza di finanziamento, e questo consente di fare una programmazione a lungo periodo. Ci sarà un nuovo presidente al posto di Busetta? È già stato nominato? No, ancora no, perché la riforma Armao-Lagalla prevede che i consigli di amministrazione devono provvedere a delle modifiche statutarie, quindi i nuovi statuti dovranno contenere una nuova norma in ordine alla governance, che sarà composta da 3 componenti, uno espressione, il presidente, che sarà nominato direttamente dall'assessore di riferimento alla pubblica istruzione, quindi dalla Galla, uno sarà nominato dal territorio, quindi dal socio di maggioranza e quindi dal comune di Agrigento, che ringraziamo perché è stato l'unico socio ormai fondatore ad essere rimasto e che ha puntato e ha creduto sul consorzio universitario, e un terzo componente che sarà espressione dell'università di riferimento.